a tutti, sono Ernestina della Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Siamo qui in Vaticano, Piazza San Pietro, e veramente in una giornata molto speciale. Oggi è la canonizzazione della prima santa argentina, Mamma Antula, una donna con una storia fortissima, una vita di tanto sacrificio, di donarsi agli altri, ma anche che ha qualche legame con il Veneto. L'opera è la parte più importante dell'opera di Mamma Antula in Argentina e anche il santuario di San Cayetano de Liniers, San Gaetano de Tien, è un santo veneto. Quindi rimanete con noi così vedete tutta la cerimonia della canonizzazione. Con il team di Ernestina dalla fine del mondo abbiamo intrapreso un lungo viaggio da Belluno a Roma per poter essere presenti in un momento storico per l'Argentina, meta ambita da tanti migranti bellunesi e veneti e dove ora risiedono tanti loro discendenti. Ma la rilevanza non è solo per questo paese alla fine del mondo, lo è pure per il forte legame con la terra veneta. Quest'ultimo si arricchisce ancora di più con la figura di Mamma Antula e la sua forte devozione per San Gaetano di Tien, noto come San Cayetano del quartiere di Liniers. La canonizzazione di Mamma Antula, nata con il nome di Maria Antonia de Paz y Figueroa, è stata per milioni di argentini devoti una grande festa di giubilo e condividiamo quella gioia anche con voi, cari amici ascoltatori. Veniva chiamata affettuosamente Mamma Antula dagli indios che trovavano in lei una figura cara e materna di protezione. La prima santa argentina, l'unica nella storia del paese al momento, è stata elevata agli onori degli altari la domenica dell'11 febbraio nella Basilica di San Pietro da Papa Francesco. Donna unica all'epoca, già che dopo l'espulsione dei gesuiti del paese girò di città in città nelle regioni povere del nord-est argentino, promuovendo gli esercizi spirituali secondo lo spirito ignaziano, confidando unicamente nella provvidenza. In soli 8 anni riesce a offrire gli esercizi spirituali per 70.000 persone. Abbiamo voluto essere presenti non solo per vivere quel momento unico di grande emozione, ma per poter raccontarvi questa storia e farvi fare parte anche voi, cari amici ascoltatori di Ernestina dalla fine del mondo. Sul sito YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, la pagina Facebook di Radio ABM e il mio canale YouTube personale chiamato Migranti TV, potete seguire il video di questa puntata che state ascoltando qui su Radio ABM. La cerimonia di canonizzazione è iniziata molto presto la mattina, con la preghiera del rosario mentre arrivavano le autorità ecclesiastiche e politiche argentine alla Basilica di San Pietro. La visita più attesa era quella del neoeletto presidente argentino Javier Milei, che ha salutato per la prima volta Papa Francesco in un cordiale incontro. Con la comitiva del presidente sono stati anche presenti la sua sorella Karina Milei, il sindaco della città di Buenos Aires Jorge Macri, la ministra degli esteri Diana Mondino, il ministro dell'interno Guillermo Franco, la ministra del capitale umano Sandra Pettovelo, il segretario del culto Francisco Sánchez e il governatore della provincia di Santiago del Estero Gerardo Zamora, accompagnati da una trentina di imprenditori argentini. Anche le autrici di vari libri dedicati a Mamma Antula, le giornaliste Nunzia Locatelli e Cinzia Suarez, che vi faremo ascoltare più in avanti. È stata una cerimonia emozionante e speciale dove lo stesso pontefice ha sottolineato la figura di Mamma Antula come donna forte e da imitare. Anche durante la parte iniziale della cerimonia abbiamo ascoltato la storia della sua vita. L'importanza di questa prima donna ad essere canonizzata dà speranza nei nostri tempi moderni, già che i valori promossi e le sfide che ha superato Mamma Antula sono un segno di speranza per il futuro. Infatti, la sua figura è stata riferita più volte come patrona della speranza
per milioni di argentini e fedeli in tutto il mondo. Mentre vi facciamo vedere queste immagini uniche che il nostro team ha potuto fare dalla postazione riservata alla stampa accreditata, vogliamo raccontarvi un po' la storia di questa Mamantula, già che non è il suo nome e nemmeno era diventata madre. Viene affettuosamente chiamata così dai suoi protetti. Lei era una donna che sin da giovanissima aveva capito cosa voleva fare nella vita. Non è stata né madre biologica né suora. Infatti, come viene anche sottolineato da Papa Francesco, era stata una laica consacrata, gesuita, la più ribelle del suo tempo, e che riuscì con la sua testimonianza di vita a trasformare la realtà evangelizzatrice del XVIII secolo. Mamantula nasce nel 1730 a Silipica, nell'attuale provincia di Santiago del Estero. In quel periodo storico coloniale, le donne non venivano considerate. Lei era parte di una famiglia importante e benestante. Il padre era proprietario di terre ed era di professione encomendero, una sorta di signore feudale. Secondo i racconti recuperati, lei è stata da sempre uno spirito inquieto, anticonformista e missionario. Alla giovane età di 15 anni lascia tutto per servire i più umili, i più bisognosi, a quelli che avevano perso tutto, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. Lei fa sapere alla propria famiglia che non si sarebbe sposata e non sarebbe entrata in convento per diventare suora, ma laica consacrata. Lei diventa beata della Compagnia di Gesù. Siccome l'ordine non aveva delle donne nel proprio ordine, ma sì delle beate, cioè dei gruppi di donne che si riunivano per vivere in comunità, lei entra a far parte come beata. Le donne facevano voti semplici di povertà e castità, ma non di obbedienza. Da lì viene chiamata la Santa Ribelle, già che non voleva nemmeno sottoporsi a nessun ordine. Sarà decisiva per la sua vita il suo lavoro con i gesuiti. Mamantula dedicherà particolare attenzione alla sua collaborazione nell'organizzazione degli esercizi spirituali, anche dopo l'espulsione dal paese della Compagnia Gesù nel 1777. Questo fatto storico cambierà anche la sua vita, donandole una missione quasi impossibile, quella di convincere le autorità civili ed ecclesiastiche coloniali a darle permessi per ricostruire le opere dei gesuiti che erano state vietate dalla politica dopo l'espulsione nel 1767. Nessuno credeva in lei. Erano diffidenti, eppure lei decide di percorrere 4.000 chilometri a piedi nudi, per arrivare a Buenos Aires per continuare con la sua opera. Sì, infatti parti di quei chilometri a piedi, quasi tutta la quantità, l'ha fatto a piedi nudi, già che le sue precarie scarpe si erano rotte di tanto camminare. Per fortuna non era assolutamente da sola. Fu sempre accompagnata da altre donne laiche che supportavano la sua missione. Loro, come Mamantula, curavano con passione le minoranze, gli schiavi, gli indios, i contadini, i quali trovavano rifugio o almeno qualche forma di protezione sotto l'egida dei gesuiti all'interno delle loro proprietà. Ma una volta espulsi i gesuiti rimasero privi di difesa e senza futuro. Questo fatto commosse Mamantula e trova in quello la forza per cercare di colmare quel vuoto emergente. Già trasferita a Buenos Aires, per più di 20 anni si dedica alla predicazione del messaggio di Cristo. Si dedica con tenacità alla vita solidale. Lei ha vissuto la fraternità degli esercizi spirituali compiuti contemporaneamente con la famiglia del viceré e dell'aristocrazia di Buenos Aires, ma dedica il suo impegno anche agli schiavi, alle famiglie disagiate e a gente appartenente alle più diverse classi sociali che dovranno interagire tra di loro in questi esercizi. Fatto di grande polemica, ma di rilevanza per l'epoca. La neoproclamata Santa Argentina intraprese la sua missione in un momento di piena crisi,
come quello che colpisce oggigiorno l'Argentina e tanti altri paesi del Sud America. Mama Antula è riuscita a superare gli ostacoli dando esempio di pazienza, perseveranza, fede e tenacità. Perciò, essendo una donna antica, di un periodo storico lontano come quello di fine 1700, rimane una donna di spirito attuale e con una lotta moderna che possiamo ancora oggi sentire come propria e da dove trovare ispirazione. Maria Antonia di San Giuseppe, come si faceva anche chiamare, è stata un esempio di straordinaria perseveranza, poiché ha incontrato più rifiuti che accoglienze, più ostacoli che vie libere. Lei era una donna laica di fine 1700 ed ha assunto di motu proprio il compito di occuparsi di ciò che la società ignorava o voleva escludere, innanzitutto donne, indios e bambini poveri, offrendo così il suo aiuto e cercando di proteggerli dall'abbandono. La fine del XVIII secolo segnerà anche la fine della sua vita terrenale. Malata, secondo alcune fonti di lebbra, ma piena comunque di soddisfazioni per aver compiuto la sua opera, ossia creare la casa per gli esercizi spirituali a Buenos Aires, dove si calcola che più di 70.000 persone siano state accolte. Il 6 marzo del 1799 fece scrivere il proprio testamento e il giorno successivo rese a Dio la sua anima. La sua vita si spegne quella giornata, ma non la sua opera e nemmeno la sua impronta. I suoi resti vengono sepolti nella Basilica di Nostra Signora della Pietà, nella piazza di Buenos Aires, a 3 isolati del Parlamento argentino. Ancora oggi Mamantula viene visitata e venerata da migliaia di fedeli argentini. Pregano, come invitati da Papa Francesco, per il futuro del paese e per le proprie necessità. Divenne beata a Santiago del Estero, provincia natale, nel 2016. Protagonista fu Suor Rosa Vanina nel 1904. Il miracolo di beatificazione riguarda la sua guarigione. Lei, afflitta da una grave forma di colecisti, accompagnata da uno shock scettico, trova conforto nelle preghiere delle consorelle della congregazione che invocano l'intercessione di Mamantula. Dopo, Suor Rosa recuperò completamente la salute in poche settimane. Poi, per il miracolo di canonizzazione, invece, viene riconosciuto pochi mesi fa, ma avviene nel 2017, quando si assiste alla guarigione scientificamente inspiegabile di Claudio Persini, colpito da un ictus ischemico con un infarto emorragico, shock settico e coma. Dopo la preghiera davanti all'immagine di Mamantula, lo stato vegetativo, quasi morto di Claudio, cambiò radicalmente. Il miracolato partecipò assieme alla cerimonia di canonizzazione, portando i doni all'altare. Abbiamo avuto il piacere di incontrare nuovamente le care giornaliste e scrittrici Nunzia Locatelli e Cintia Suarez, che vi abbiamo già introdotto in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo I, il nostro caro Papa Luciani, il pontefice del sorriso, a cui loro hanno dedicato il suo libro Che anneccio, cosa avete fatto? Loro due lavorano da anni assieme per approfondire le ricerche della vita di Mamantula e hanno dedicato diversi volumi a lei. Ascoltiamole ora insieme in questa giornata di canonizzazione. Siamo qui con Nunzia Locatelli e Cintia Suarez, che sono le autrici, scrittrici e giornaliste anche di tanti libri su Mamantula, la prima santa argentina. Siamo qui a Piazza San Pietro, Vaticano, e vorrei chiedervi per favore un'emozione oggi e un saluto per i nostri argentini e italiani nel mondo che ci stanno ascoltando. È stata una celebrazione incredibile, il compimento veramente di un tragitto che è iniziato nel 1905 e è concluso oggi, però non è che si conclude, inizia da santa adesso, quindi incredibile per me, emozionante, solo come nel Vaticano si sa fare una celebrazione dove è stato fatto proprio tutto in latino, ci sono stati i cardinali, la presenza di
cardinali argentini, la presenza di vescovi argentini che hanno segnato la presenza dell'Argentina qui in Vaticano, ed è stata veramente un'emozione grandissima per noi che conosciamo molto bene Mamantula. Esattamente. Per te, Cintia? Bueno, una emoción increíble, un día histórico, no solamente como argentino, sino para el mundo, para la iglesia, y un papa que, bueno, busca destacar la figura de Mamantula y hace esta ceremonia tan hermosa, tan amena, tan íntima, que, bueno, la pudimos disfrutar a metros del Santo Padre, y la verdad que muy emocionada y todavía, bueno, parece increíble, pero ya está, ya la tenemos, ya Mamantula es santa. Eso sí. Muchas gracias, grazie mille. Grazie. Grazie mille care e complimenti per il lavoro che fate. Continuate così. La loro ultima opera è stata battezzata come Mamantula, la fede di una donna indomita. Vi invitiamo, cari amici ascoltatori, a leggere questa interessante nuova opera, frutto di tanti anni di ricerche e tante fatiche. Un fatto interessante e moderno di questo ultimo volume è la copertina, che sa unire una figura del 1700 con l'intelligenza artificiale. In diverse interviste Nunzia e Cintia hanno spiegato questa scelta. Quando erano pronte a presentare il libro alla casa editrice vaticana, erano state richieste di presentare un'immagine della giovane Mamantula. Il problema era che l'unico suo ritratto esistente risaliva a dopo la sua morte, perché era una persona di grande umiltà e che non voleva mai essere ritrattata, per considerarlo un vile desiderio. Quindi hanno cercato di ricostruire la sua immagine a partire dal suo unico ritratto del XVIII secolo, precisamente l'anno della sua morte, 1799. Questo dipinto era l'unica base e hanno cercato di ricostruire la sua immagine. Dai documenti loro indicano che era una bella donna, alta e con gli occhi azzurri. E con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, già nel 2019, loro due sono riusciti ad avere la sua immagine che oggi fa di copertina del libro. Mamantula è stata definita la pioniera dei diritti umani e, siccome la sua caratteristica più risalente era portare pace e armonia, viene definita ben così. Nei libri di Nunzia Locatelli e Cintia Suarez si racconta che in diverse occasioni si trovò ad affrontare situazioni tesse, come quando si scontrò con individui armati di coltelli, riuscendo a placarli con la sua presenza rassicurante. Un altro giorno, invece, dovette fronteggiare un individuo apparentemente fuori controllo, intenzionato a ferire uno dei partecipanti agli esercizi spirituali. Ancora una volta, riuscì a calmare la situazione con la sua calma e saggezza. La sua stessa presenza incarna la pace, la riconciliazione e l'amore materno. Il suo soprannome, Mamma Antula, rifletteva proprio questa sua natura materna e il suo amore puro, nonostante non avesse figli biologici. Ma vi abbiamo menzionato all'inizio che Mamantula ha un legame con il Veneto. Mamantula era devota di San Gaetano di Thiene, nato a Vicenza nel 1480. Mamantula porta in Argentina la devozione al santo della provvidenza. Nella casa degli esercizi spirituali si trova l'immagine più antica di San Gaetano, noto in spagnolo però come San Cayetano. Presso la Santa Casa degli Esercizi Spirituali, fondata da lei nella città di Buenos Aires, si trova l'immagine più antica di San Gaetano. Insieme alle sue compagne diede inizio a ciò che oggi è il santuario di San Gaetano nel quartiere portuale di Liniers, su terreni donati dalla signora Mercedes Córdoba, da dove venne promossa la sua devozione nel 1875. Dopo diverse occasioni di gravi siccità, durante le quali i contadini del luogo ricorrevano al santo per aiuto e le loro preghiere venivano ascoltate, vennero aggiunte all'immagine le spighe di grano e fu invocato come patrono del pane e del lavoro. Da quel momento si moltiplicarono per tutto il paese le immagini, le cappelle dedicate a San Gaetano e divennero luoghi speciali di pellegrinaggio. Allora possiamo ringraziare alla prima santa argentina, Santa Mamantula, il fatto che un santo nato in Veneto
sia uno dei santi più amati, venerati e celebrati da milioni di argentini ogni 7 agosto, dove si ricorda la sua morte. Tante migliaia di fedeli fanno un pellegrinaggio, fanno anche delle nottate con le tende prima un mese per poter essere presenti e ringraziare il santo per i doni ricevuti, ma anche per continuare a pregare per il lavoro. La vita di questa donna trasmette un messaggio fondamentale alla società, quando si mette in rilievo il protagonismo, l'audacia e la creatività delle donne nel prendersi cura dei più bisognosi, come i bambini, o tutti quelli emarginati e dimenticati dalla società e politica del momento. La testimonianza di vita di Mamantula è un perfetto esempio di solidarietà, empatia e perseveranza, anche nei momenti più difficili, come quelli dell'Argentina di fine 1700. La sua figura ci sa incoraggiare a vivere quelle note di solidarietà, tenacità e perseveranza anche nel mondo di oggi. Cari amici, la nostra puntata oggi finisce qua, una puntata all'insegna della religiosità, della fede dell'Argentina e dell'Italia con la prima santa argentina, Mamantula, e che ha un legame con il Veneto. Spero vi sia piaciuto tanto come a noi, che in questa giornata anche di pioggia, di sole, ma di sicuro di tanta allegria. Ricordate che se volete rivedere questa e tutte le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche le mie personali di Facebook e Instagram, con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, ma anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi saluto da qui, da Piazza San Pietro in Vaticano e, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.